Notti trevigiane del divertimento sempre più irregolari. All'Associazione Culturale Déjà Vu di Casale sul Sile, gli ispettori della Direzione Provinciale del Lavoro e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Treviso, su 18 persone presenti, hanno trovato irregolari 16 lavoratrici, tutte ballerine dell'Est. A gestire il club un veneziano di 49 anni, nonostante le dirette interessate sostenessero di essere socie venute lì per divertimento, il palco, la pedana con una sbarra, le luci soffuse, i salottini privé, nonché la stanza adibita a spogliatoio per le ragazze lasciavano pochi dubbi sull'attività svolta e sul ruolo delle giovani. 12 su 15 dipendenti complessivi invece le figuranti di sala in nero individuate all'associazione Fantasy Club di Via Reginato, al confine tra Treviso e Quinto. Nel complesso, su 13 imprese verificate tra la fine di aprile e le prime settimane di maggio, 12 sono state sanzionate con la sospensione dell'attività, in 10 casi già revocata grazie al pagamento della multa da 1.500 euro, 73 le posizioni irregolari su 102 lavoratori controllati. In 6 attività era installato anche un impianto di videosorveglianza non autorizzato. Il totale delle sanzioni amministrative ammonta a quasi 250.000 euro. Sulle 71 posizioni in nero trovate, ben 68 erano donne. È un fenomeno che riguarda in particolare l'attività di ballerine, figuranti di sala, intratenitrici nei locali notturni. Per esempio, nel caso di un locale notturno appunto di Oderzo, il datore di lavoro aveva prodotto due presunti contratti di servizi con 2 imprese straniere, i quali avrebbero dovuto, a loro dire, coprire, la regolarità lavorativa anche in Italia. Nel primo trimestre quest'anno, tra nucleo ispettivo e anche vigilanza ordinaria, abbiamo avuto il riscontro di ben 162 posizioni lavorative in nero e per un totale di 41 sospensioni di ditte ispezionate.